La lingua gorza per me è l'essenza di un popolo. Quando è che avete imparato a parlare corso? L'ho sempre avuto in la rete, da mia minane, zio, a mia mamma, ma in casa non si parlava mica gorzo. E dopo, a poco, sono passato una ventina d'anni poco presto, e a parte di un riacquisto, a parte di un momento in cui ho cominciato a avere un piccolo istinto gorzo, in radio senza politica, un istinto gorzo, ho cominciato a imparare a cantare, e con il canto, dopo il teatro, e da Uganda al teatro sono giunta la lingua. Mi rammento i primi tempi al teatro, in cui Saverio Valentini capisce manca metà di ciò che lui diceva. Teatro, dirà annanzi il teatro paesano, e dopo si chiamava Teatro Guppabia. C'era una squadra, eravamo una squadra, e così che abbiamo imparato, a poco, con riacquisto. Quando la dublate a lingua gorsa? Per me non c'è mica occasione, è tutti i giorni, nella vita di ogni giorno, a mattina, a sera, in famiglia, mia moglie con un'amica gorsa ha un po' di espressione perché parlo sempre gorso a Citeluce, in Maio di no, con amici che cantano con me, a scuola di sicuro, e di no, non altro lavoro di giornalista. Ma siamo intimizzati gli scontri della SEA, cerchiamo con amici di lavorare in un lessico particolare. Chi rappresenta per voi la lingua gorsa? La lingua gorza rappresenta tutto, l'essenza di un popolo, la storia, la cultura, di una maniera d'essere, di un campà, di un insieme. Non è mica tre parole a bocca a parlare, a scrivere, a leggere, di un insieme. È qualcosa di assai profondo, che si perde nella notte dei tempi. Come dite la bene di la lingua gorsa? Oggi la lingua gorza poco a poco si impegna, si sviluppa in tutti i domeni. È vero che i risultati oggi, in primo mica vigilare, sono pochi i risultati, c'è poco a fare, non c'è che vedere tutti gli impegni di Ugreta, non il certificato, c'è poca gente, io ogni poco sono interessato, e partono un po' in tutti i sensi. Ma di nuovo c'è la settimana della lingua gorza, ci sono i mezzi, ma poco a poco si vede se non vigioliamo, per esempio, questo vigioli, la lingua gorza nei domeni generali di vita di ogni giorno, oggi e 20 anni fa, non ha nulla a che vedere, c'è quantunque un'evoluzione.